Benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento, oggi dedicato al lago di Pergusa, un lago che non c'è più. Dopo mesi di allarmi, ma forse potremmo dire anche decenni, rimasti inascoltati a causa della grave siccità, ma non è soltanto l'unica causa, nel giro delle ultime 2 settimane il lago si è letteralmente ritirato lasciando visibile solo una chiazza di fango. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, ma prima guardiamo insieme la nostra copertina dedicata al lago di Pergusa e curata da Ottavio Longo. Una copertina molto poetica ma anche triste, in cui abbiamo un po' cercato di condensare i temi di cui parleremo tra poco con i nostri ospiti, che vi presento subito. Allora, in collegamento ovviamente tutti da Enna, dalla provincia di Enna, c'è Giuseppe Amato, esponente di Lega Ambiente Enna, benvenuto. Buonasera a voi. Marco Greco dei Giovani Democratici di Enna, benvenuto anche a te. E l'altro ragazzo con gli occhiali, Marco Greco. Invece qui abbiamo Fabio Leone che è un regista di Enna, benvenuto, buonasera. E poi andiamo, vediamo se non ce l'abbiamo, quindi torneremo tra poco. Giovani Democratici, che sono stati gli autori di quei manifesti listati a lutto che abbiamo visto anche nella nostra copertina. Allora, Giuseppe Amato, dicevamo di avvisaglie lanciate già da tanto tempo, di allarmi, poi tutto credo sia precipitato un po' in queste ultime settimane. Cos'è successo? Beh, è successo che il lago ha effetti pesantissimi del cambiamento climatico. Ovviamente gli allarmi erano dati sia perché ci aspettavamo che si avesse questa recrudescenza, sia perché avevamo detto che bisognava fare delle cose che non sono state fatte per tempo o che non sono proprio state fatte. Per esempio la pulizia dei canali che adducono l'acqua al lago. Considerate che praticamente non piove da settembre nella zona di Pergusa, e quella poca acqua che era venuta giù ovviamente ha avuto difficoltà ad arrivare al lago, non è stato più fatto il monitoraggio, insomma ci sono tutta una serie di cose che gli enti che erano preposti a fare queste manutenzioni, queste normali lavorazioni, ovviamente hanno dimenticato, su questo termine, così per gentilezza nei loro confronti, hanno dimenticato di farle. Noi di Lega Ambiente l'allarme l'avevamo lanciato addirittura per alcune cose la bellezza di 8 anni fa. Ecco, intanto vedo che è stato ripristinato il collegamento con Marco Greco dei Giovani Democratici di Enna. Marco Greco, benvenuto. Ci sei? Ci senti? Grazie. Ecco, ci sei. Scusate, penso che la connessione... Sì, la connessione è un po' ballerina, vediamo se ce la facciamo a parlare anche con te. Abbiamo visto questi manifesti listati a lutto e voi avete anche celebrato così un simbolico funerale del lago, proprio se non erro ieri pomeriggio, perché insomma secondo voi ha esalato l'ultimo respiro, se si può dire così. Marco, se ci senti io ti intravedo. Beh, ovviamente è una provocazione. Sì, mi sento. Dicevo, ovviamente è una provocazione. Il lago non è morto definitivamente.
Volevamo però lanciare un messaggio che arrivasse chiaro alla società civile e soprattutto al governo regionale. Morirà definitivamente nel suo complesso di ecosistema se non si risolve questo per tutti. Ok, ti abbiamo sentito, anche se prego la regia e vediamo se riusciamo a sistemare il collegamento, più che altro è un problema di connessione per continuare a parlare con Marco Greco. Fabio Leone, alcune delle immagini che noi abbiamo inserito in questa copertina, abbiamo visto, sono immagini d'epoca, ci hanno mostrato l'autodromo così come era negli anni 60. Questo è un documento inedito che voi, tu insomma, avete ripescato e avete trovato da un rigattiere, è così? Sì, è così. Casualmente ci siamo ritrovati da questo rigattiere e siccome noi da registi siamo attratti da tutto quello che sono pizze cinematografiche, abbiamo i proiettori di tutti i formati, ne abbiamo preso, molto spesso li prendiamo anche a scatola chiusa e con grandissimo stupore abbiamo trovato questo documento che parla fa vedere proprio un primissimo Gran Premio attorno al lago, addirittura di Formula 1. Ci sono 2 Ferrari, una Porsche, piloti famosissimi, abbiamo visto il presidente della regione D'Angelo, insomma un documento straordinario, si vedono due fazioni di Enna, i ricchi sulle palizzate, i poveri assediati per terra, un lago uno rigogliosissimo. Spaccato proprio della società dell'epoca in tutti i suoi aspetti. Esatto, quindi. sì, un momento diverso in cui c'era un lago di cui andare orgogliosi, che credo nessuno avrebbe mai messo in discussione, invece oggi qui è proprio in discussione, cioè dov'è il lago? Chiaramente sono immagini che ci emozionano, se non altro perché è un bellissimo tuffo nel passato, però è anche vero, e qui vado da Amato, che l'autodromo, che è stato per un po' di tempo un orgoglio anche siciliano, e anche lui è stato sotto accusa, no? Corresponsabile un po' della situazione che troviamo adesso al lago. Sì, assolutamente sì. Allora prima facciamo Amato e poi torniamo da Leone. Amato. Dicevo assolutamente sì, l'autodromo fu una scelta probabilmente dettata da un'altra maniera di pensare alle cose, che però mise in discussione la sopravvivenza del lago. Vi faccio semplicemente un esempio: proprio nel 1960, l'anno dopo che l'autodromo era stato inaugurato definitivamente, quando ancora appunto sul nastro d'asfalto correvano le Formula 1, il lago ebbe a straripare. In realtà non era una esondazione particolare, faceva semplicemente quello che aveva fatto per millenni, senza nessun limite, però in base alla pista. E da allora si provvide a costruire un canale sfioratore che limita la parte superiore delle acque. Questa cosa ovviamente è stato l'inizio di un lungo, per grandi tempi, incompreso declino del lago, proprio perché qualcuno aveva deciso che più che un lago doveva essere una pista automobilistica. Le due cose alla lunga non possono convivere, e il rischio, tra l'altro questo l'ho sempre ribadito, è che se ne muore una, l'altra molto probabilmente, se dovesse morire il lago, l'altra molto probabilmente si ritroverebbe a essere una sorta di fratello siamese abbracciato al cadavere del fratello più grande. Diciamo che comunque l'autodromo, così come l'abbiamo visto in quelle immagini, ovviamente non funziona più, non ci sono le gare. Qual è la situazione attuale? Chi ce la può raccontare? Fabio Leone, tu sei a corrente? Sì, rispetto all'autodromo sappiamo che non ci sono più le gare di un tempo, nonostante l'autodromo ci sia, credo che sia gestito dalla Pirelli, che effettui dei test di gomme, cose del genere. Noi tempo fa abbiamo presentato un'attività, io faccio parte anche di un team automobilistico che però è tutto particolare. Abbiamo creato la prima macchina solare in Italia da corsa, avevamo proposto di portarla a quell'autodromo proprio perché non inquinante, non rumorosa. E niente, anche perché l'autodromo c'è, è difficile dismetterlo. Io pure sono del parere che, insomma, è meglio non avere questo legaccio di cemento, come dice spesso anche Giuseppe Amato, sono anche d'accordo. Ma essendoci, che si fa? Almeno si poteva dare un segnale
tramite l'automotive elettrico, per esempio. Ho provato a poi immaginare... avete suggerito questa soluzione un po' intermedia, mentre Legambiente voi chiedete proprio di smetterlo, lo considerate anacronistico? Sì, chiediamo veramente da tanto tempo di dismetterlo. Ricordo a me stesso che addirittura negli anni 90 si arrivò quasi alla dismissione vera e propria dell'autodromo, alla delocalizzazione per meglio dire. Si era pensato di portarlo da un'altra parte e c'erano tutti i presupposti, poi la regione preferì fare un'altra strada. Ecco, ma Noi la convivenza è impossibile fra a parte che va avanti ormai da decenni, nel futuro immaginare questa convivenza si può immaginare che continui? Allora, io sottolineo, penso, non sono un grande conoscitore dell'odierno sport motoristico, ma vengo da una famiglia che lo sport motoristico aveva nel sangue, e considerate che quell'autodromo è il primo a soffrire dello stare accanto al lago, perché per esempio non può avere le vie di fuga che gli consentirebbero di avere campionati più di grido, più di fama, perché manca la sicurezza appunto nelle curve più veloci. Per fare le vie di fuga bisogna avere terreno, questo terreno ovviamente all'interno di una riserva è assolutamente indisponibile, quindi farlo nuovo sarebbe un grande vantaggio soprattutto per loro, e farlo da un'altra parte ovviamente, non certo su Pergusa. E non dimentichiamo che l'autodromo è una sorta di ipoteca purtroppo per uno sviluppo invece di tutt'altro genere. È una zona pubblica, una vastissima zona pubblica di proprietà pubblica sia della regione che della provincia che del comune, sono diversi pezzi, accanto a una città al centro della Sicilia, nel luogo dove c'è uno dei flussi turistici più interessanti, quello che va verso la villa del Casale di Piazza Armerina. Siamo al centro di un'area che l'UNESCO ha designato come Geopark, e tutto questo cozza contro una visione che oramai è assolutamente desueta. Lo diceva prima Fabio, quest'anno sì e no ci saranno 2 gare di relativa importanza nel circuito, e però abbiamo questi 5 chilometri di nastro d'asfalto con reti altissime che circondano quello che un tempo era il lago, che certamente non sono una bella cosa, oltre ai danni perché siete sulla zona cotonale. Ma qui entrerei in fatti tecnici probabilmente poco comprensibili in poche parole per i telespettatori. È interessante però spiegare ai telespettatori quale concentrato di natura, ma anche di mito, di bellezze sia questo lago. Lasciamo stare appunto il mito di Proserpina che proprio su queste rive passeggiava raccogliendo fiori, però è anche un sito naturalistico molto importante, fra l'altro caratteristico per le sue acque rosse. È un fenomeno che ancora si riproduce? Allora, probabilmente non lo vedremo. Io mi aspettavo ci fosse il viraggio delle acque verso il rosso, proprio perché in genere si manifesta con le crisi di diminuzione delle acque. Invece quest'anno non sta accadendo. Con buona probabilità qualcosa è accaduto nell'equilibrio di tutta, diciamo, la comunità dei viventi che ci sono sul lago, che comprende anche ovviamente i batteri, sono quelli che lo fanno diventare rosso. Sembra proprio che qualcosa sia successo e che quindi non si possa manifestare. Di certo va ribadito appunto che il lago è una importantissima stazione naturalistica, ma non solo per la Sicilia. Considerate che il lago consente di avere il primo punto di sosta a una delle più importanti rotte migratorie che vengono dall'Africa e vanno verso l'Europa. Quindi di fatto è un pezzo importantissimo della natura dell'intera Europa. Ma ne avete avvistati quest'anno uccelli migratori? Sì, ne abbiamo avvistati diversi, purtroppo non rimangono, perché è un po' come se qualcuno, dovendo fare un'autostrada, sa che si può fermare un autogrill lungo appunto la strada e lo trova chiuso e quindi va via. L'andar via significa però non sapere quando poter fare un'altra sosta e rifocillarsi, quindi non sappiamo che cosa sia successo. Aspetteremo i dati delle stazioni di inanellamento per capire se l'effetto del lago secco ha avuto a sua volta effetti sulle quantità delle diverse popolazioni di specie migratrici. Considerate che per esempio quest'anno abbiamo visto passare stormi di gru che non si sono neanche abbassate, abbiamo invece avuto i fenicotteri che non ci aspettavamo e che invece sono stati attirati dal fatto che appunto il lago si fosse trasformato inizialmente in una laguna salata.
Oggi l'unico fenicottero che rimane purtroppo è il cadavere di un fenicottero che si sta disseccando sul greto asciutto del lago, probabilmente sarà morto per malattia ed è lì che sta tentando di fossilizzarsi. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, ma torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio per raccontarvi la situazione del lago di Pergusa, forse il sito più simbolico dello stato di siccità che sta vivendo la Sicilia. Abbiamo ripristinato il collegamento con Marco Greco dei Giovani Democratici di Enna, che insieme a circoli del PD nei giorni scorsi hanno messo in scena questa iniziativa ovviamente provocatoria dei manifesti listati a lutto e di un vero e proprio funerale in memoria del lago di Pergusa. Ecco Marco, adesso ti possiamo parlare meglio. Abbiamo detto ci sono sicuramente fattori ambientali e climatici dietro, ma ci sono altre responsabilità secondo voi? Assolutamente sì, perché il lago non si è prosciugato ora all'improvviso. Lo stato, diciamo, di salute del lago era già problematico almeno 2 o 3 anni fa. Noi lo abbiamo segnalato per la prima volta nel 2022. E questo deriva dal fatto che ci sono tutta una serie di ragioni, anche tecniche, anche diciamo di responsabilità in capo alle amministrazioni su tutto il governo regionale, che non hanno fatto nulla per prevenire quello che sarebbe successo, e lo sapevamo tutti. Dare la colpa alla siccità è come dare la colpa alla malattia per lo stato di un malato. Sì, è vero, noi non possiamo farci nulla, però questo non vuol dire che non possiamo prevenire che il malato, nel caso specifico il lago, si ammali, e qualora si ammali approntare delle cure. Nello specifico vado nel merito. Il lago di Pergusa è un lago chiuso, quindi è un lago che non ha né immissari né emissari, non ha fiumi che lo attraversano, e l'unica acqua che arriva al lago è quella piovana. Il sistema fognario della conca pergusea è un sistema che non prevede una doppia canalizzazione, per cui le acque piovane vanno a finire direttamente al depuratore assieme alle acque nere, che sono quelle, diciamo, degli scarichi fognari, e vengono inevitabilmente perse senza poter arrivare nel lago. I canaloni non hanno una manutenzione costante, sono costantemente ostruiti, non si fa un'attività di monitoraggio scientifico della riserva dal 2015, quindi noi da quasi 10 anni non sappiamo effettivamente cosa succede al lago di Pergusa, e per non parlare della questione delle specie alloctone, in particolar modo l'eucaliptus, che sono delle specie aliene rispetto all'ecosistema, introdotte dall'uomo, e che questo ecosistema lo stanno danneggiando. Noi da anni assistiamo ad un continuo rimpallo di competenze e di responsabilità tra tutti gli enti. Io ricordo a me stesso che la regione è la proprietaria del lago, non ha fatto nulla nonostante i nostri continui appelli. Pensate, un tavolo tecnico per risolvere definitivamente questi problemi era stato convocato, istituito l'anno scorso. Un tavolo tecnico c'era, si è riunito una volta e non è mai più stato convocato. Della questione del lago di Pergusa ci si è dimenticati. Neanche quest'anno, che diciamo l'allarme era ancora più grave. Intanto Fabio Leone, come vedi stiamo mandando in onda degli stralci di uno dei vostri documentari che valorizzano tutte le bellezze della provincia di Enna, non soltanto del lago di Pergusa. Voi cercate di sensibilizzare tutti, anche i più giovani, no? A conoscere queste bellezze naturali. Sì, noi parliamo per immagini molto spesso, per esempio quest'anno abbiamo parlato tanto, un po' con il documentario di cui stiamo vedendo le immagini proprio adesso, che è La primavera di Pergusa, che parlava nello specifico dell'attività cinquantennale di una confraternita. Sapete, noi abbiamo le confraternite qui ad Enna, e quindi c'era un cinquantenario da celebrare. Poi abbiamo fatto altri lavori con le scuole. Io sono docente nella scuola secondaria di primo grado, con dei ragazzi di prima media abbiamo realizzato un cortometraggio che
che si chiama Il lago in un granaio, un po' come questo gioco di parole, un po' per far capire che il nostro lago è molto particolare, difficile da trovare, l'unico naturale in Sicilia. E abbiamo anche parlato delle criticità rispetto alla sua sopravvivenza. Infatti quelle riprese che avete visto, molte sono fatte in questo anno, cioè in un anno la situazione si è aggravata in maniera terribile e sembra abbastanza evidente che la politica abbia fallito a tutti i livelli, sia in orizzontale che in verticale, cioè sia tutte le forze politiche che non i livelli più in alto, cioè non c'è stata la sufficiente attenzione e io che sono come tanti l'uomo della strada, il cittadino ennese, mi auspicherei quantomeno una mobilitazione totale. Cioè, Da tutte le parte forze dei politiche, cittadini, dici tu, da parte ma anche del Consiglio Comunale, che dovrebbe andare unanime a reclamare il diritto di fare qualcosa, se è vero, come è vero che il nostro è l'unico lago naturale, qui non c'è destra e sinistra, c'è da andare tutti insieme come cittadini ennesi a reclamare il diritto di continuare a attenzione, possedere di la meraviglia del salvaguardia. bene. Allora siamo all'ultimo giro di Assolutamente. commenti, torno da Giuseppe Amato che ci sente. Ecco, allora abbiamo un po' fotografato lo stato della situazione, Marco Greco ricordava anche questi eucaliptus sulle rive, specie non autoctone, che sono delle vere e proprie idrovore. Siamo in tempo, e questa è l'ultima domanda, siamo in tempo a salvare il lago di Pergusa? Sì, ancora siamo in tempo. Ovviamente sarà un'operazione estremamente difficile. Tra l'altro non solo siamo in tempo, ma ci è arrivata per tempo l'approvazione e la promulgazione della Restoration Law, che è stata appena approvata dalla Unione Europea, nonostante tutta una serie di dinieghi, compreso quello del governo italiano, e che è una legge che dovrebbe mettere gli Stati membri nella condizione di poter scegliere dei siti importantissimi per la natura da dover appunto ristorare o restaurare, potremmo meglio dire in italiano, io direi meglio essendo natura ripristinare. Questa è una cosa che su Pergusa si può fare, ovviamente va fatta conoscendo e continuando a controllare il lago, non è possibile farlo senza il monitoraggio che chiediamo veramente a gran voce e tra l'altro questa cosa ci consentirebbe anche di comprendere meglio per il resto dell'isola e per il resto delle regioni, almeno del sud d'Italia, quali sono quelle cose che ci rendono più resistenti e resilienti nei confronti del cambiamento climatico. Quindi Pergusa deve diventare assolutamente un luogo di grande impegno, non solo, come diceva prima Fabio, di cittadini ennesi, ma anche effettivamente intanto dei siciliani e di chi in questo momento ha la possibilità di determinare delle scelte governative e amministrative coerenti verso un obiettivo che è quello della resilienza e del cambiamento climatico. Si direbbe in inglese climate change, quindi cambiamolo questo cambiamento climatico. Marco Greco, si parlava Fabio Leone di una vera e propria mobilitazione di tutte le parti, quindi non c'è destra e sinistra in questo caso. Secondo te, che sei ovviamente di una parte politica, essendo vicino ai circoli del PD, secondo te c'è la possibilità di un fronte comune, insomma di un'alleanza per salvare questo lago? Non solo c'è la possibilità, ma penso ci sia la necessità da questo punto di vista. A livello cittadino e non solo, il lago non è semplicemente un patrimonio, come diceva Peppe, della città di Enna, è un patrimonio di tutta la Sicilia, di tutta Italia, di tutta Europa, perché no? È un sito di importanza comunitaria per quello che rappresenta, quindi assolutamente sì, è una necessità il fatto che si faccia fronte comune. E io spero che tutte le altre forze politiche, anche quelle che siedono al governo della regione, rispondano a questo appello indipendentemente dal fatto che lo abbia fatto il PD. Su questa cosa dovremmo tutti scendere davvero in campo per apportare delle soluzioni concrete e veloci. Marco, velocissimamente volevo capire la vostra posizione sull'autodromo, di smetterlo oppure no, oppure insomma modificare un po' la funzionalità? Attualmente bisogna prendere atto di una cosa, la riserva è una riserva che sostanzialmente non è gestita, l'autodromo è un autodromo che sostanzialmente non ha nulla a che vedere con quello di tanti anni fa. Probabilmente ad Enna c'è una riserva di serie C, un autodromo di serie C, parlo della gestione ovviamente,
la riserva è bellissima, ma manca un ente parco, non può esprimere tutte le sue potenzialità, così come l'autodromo, proprio perché convivono nello stesso sito. E forse su questo una riflessione più programmatica, al di là di diciamo che tralasci le prese di posizioni storiche, perché gli ennesi su questa cosa sono molto divisi tra chi è pro riserva, chi è pro autodromo. Bisogna farla partendo da dati scientifici, da dati economici, ma va fatta sicuramente, perché ad oggi la situazione è disastrosa sotto entrambi i punti di vista. È chiaro. Fabio Leone, a te un'ultima battuta in conclusione. Sì, io ricordo che tempo fa fu avanzata una proposta in un laboratorio di bioarchitettura e si immaginava la rimodulazione dell'autodromo, che non sarebbe stato più un cappio attorno al lago, ma ne avrebbe attraversato una piccola parte per poi svolgere la pista altrove, ma comunque dentro il centro abitato di Percusa, ed era una delle tante opportunità per non perdere nessuna delle sue attrattive. Percusa ne ha tante, e quindi come gli ennesi siamo spesso abituati a vedere quali e quante attrattive vanno in malora, almeno cercare di non dico accontentare tutte, ma ragionare concretamente, sinceramente, con un punto di vista aperto alle possibilità, e immaginare una Percusa con un lago, perché no, anche con un autodromo magari rimodulato, con la Formula E, non saprei, la Formula elettrica sarebbe, sì, per esempio. Questa è una proposta. Poi si può pensare anche di farne solo uno buono invece di non avere niente di entrambi. Grazie a tutti, purtroppo il tempo a disposizione è finito, ci auguriamo che la provincia di Enna, che è piena di bellezze come tutte le province siciliane, possa anche trovare le soluzioni per valorizzare al massimo. Quindi ringrazio Giuseppe Amato di Lega Ambiente Enna, Marco Greco dei Giovani Democratici e Fabio Leone, attivista e regista. Grazie a tutti voi che ci seguite da casa.